A Incontri ci vogliamo occupare oggi di una mostra davvero particolarmente interessante da diversi punti di vista, perché riveste una valenza prettamente scientifica. La mostra è allestita presso il Museo di Scienze Naturali Caffi e siamo in Cittadella, in Città Alta, ma anche dal punto di vista artistico. La mostra è organizzata e promossa dal Circolo Culturale Sardo Maria Carta di Bergamo, è allestita dall'inizio del mese di dicembre e continuerà almeno sino al prossimo 6 gennaio e si tratta della mostra di cere anatomiche di Clemente Susini. Ne parliamo quest'oggi con il dottor Gavino Maieli, che è in nostra compagnia. Benvenuto dottore, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Allora, cere anatomiche, vogliamo spiegare quali sono le opere esposte, qual è un po' la loro storia, perché hanno davvero una storia interessante queste cere. È una storia che nasce da quando è nato l'uomo. L'uomo ha sempre cercato di capire come è fatto, quindi anche nei ritrovamenti archeologici si riscontrano dei tentativi di riproduzione in cera del corpo umano. E queste cere sono il prodotto di un lavoro di secoli, evidentemente, perché già nel 600 c'erano stati dei tentativi che poi si sono affinati nelle varie scuole. Nel Settecento in particolare c'è stata una vera e propria esplosione di questa forma artistica e scientifica allo stesso tempo, per la necessità di avere degli strumenti sui quali studiare, sui quali capire come è fatto il corpo umano, sia per insegnare agli studenti, per gli stessi medici, per le levatrici di allora, che avevano bisogno ovviamente di capire come stavano le cose. Da lì delle scuole che hanno avuto in Firenze, oggi nel Museo della Specola sicuramente un punto mondiale di riferimento, e dove ha operato Clemente Susini, che sicuramente era uno dei più grandi, e molte di queste opere si ritrovano a Cagliari, nella Cittadella dei Musei di Cagliari, attraverso un percorso un po' avventuroso, perché queste opere che si ritrovano a Cagliari nascono in pratica dal lavoro di un anatomopatologo, un anatomico meglio, sardo, Antonio Francesco Poi, che ai primi dell'Ottocento, nel 1801, ha chiesto di spostarsi dalla Sardegna perché non aveva studenti, quindi ha chiesto di poter proseguire, lo ha chiesto al viceré di Sardegna Carlo Felice, proseguire gli studi a Pavia. Da Pavia un passaggio verso Pisa, giri verso Bologna, Firenze appunto, e attraverso dissezioni proprio del Boi Clemente Susini ha creato queste opere che sono dei gioielli artistici, sicuramente hanno 200 anni, sono delicatissimi, però sono gioielli da un punto di vista scientifico. Oggi li abbiamo a Bergamo, è stata un'avventura, un'impresa portarli, è una opera, diciamo così, del Circolo Maria Carta, che ha incoraggiato e portato avanti questa iniziativa. Ci tengo a sottolineare, vuole essere proprio un regalo, un dono, un omaggio alla città che ci ospita a Bergamo, e io spero che venga apprezzato, come so che è apprezzato, già sta avvenendo. Tanta gente sta andando a vedere la mostra. Dicevamo, duplice valore di queste cere e quindi della mostra che è allestita, ve lo ricordo, presso il Museo di Scienze Naturali Caffi in Città Alta fino al prossimo 6 gennaio. Nelle scorse settimane, in occasione di un convegno che ha aperto ha inaugurato questa mostra, un convegno medico-scientifico, dottor Maieli, a quale riguardo, su cosa era incentrato il convegno? Ma è un convegno che è nato in effetti da una collaborazione con i colleghi dell'Ordine dei Medici di Cagliari, con la collaborazione dell'Ordine dei Medici di Bergamo, questo connubio che università, continua. Un convegno di storia della medicina che ha un titolo intrigante, perché il titolo era Bergamo e la Sardegna, due isole gemelle. Quindi attraverso argomenti di storia della medicina abbiamo cercato di individuare dei punti comuni per conoscerci meglio. Devo dire che sono venute fuori delle cose straordinarie, delle amicizie anche grandi, perché adesso in aprile ci sarà il congresso nazionale a Cagliari di storia della medicina, e io penso che tanti colleghi e amici bergamaschi saranno ospiti di Cagliari e della Sardegna. Quindi questi scambi culturali
artistici e scientifici continuano. Proprio in occasione del convegno di apertura della mostra era presente a Bergamo il professor Alessandro Riva, che è direttore del Dipartimento di Citomorfologia dell'Università di Cagliari, che è stato fortemente coinvolto proprio da questa, anche dall'iniziativa della mostra e dello studio che in essa è contenuto, che nelle cere è contenuto. Il professor Riva ci ha concesso una brevissima intervista parlando proprio del duplice valore, dicevamo, di queste cere. Ecco cosa ci ha risposto. E accanto a un valore artistico notevolissimo c'è anche il valore scientifico dovuto alla riproduzione in maniera assolutamente precisa e perfetta di preparati umani. Ci sono nelle cere anche numerose scoperte di anatomia. Tuttavia si può dire che al giorno d'oggi quello che prevale è il valore artistico, in quanto in queste cere si vede la trasfigurazione della morte. Il Susini, che finalmente era libero di esprimersi come voleva, ha trasfigurato quelle che erano delle immagini di morte in immagini di bellezza artistica veramente straordinaria.